Mi chiamo Giorgio e sono studente del liceo classico Jacopo Stellini. A scuola ci è stato proposto un progetto interessante sulle vecchie sale di cinema della mia città. Mi sono ricordato che la mia bisnonna, Roberta, all'inizio degli anni 50 lavorava come bigliettaia al cinema Eden. Così sono andato a cercare foto in un baule conservato da mia mamma. Ci ho trovato delle fotografie e delle lettere, ma anche un vecchio biglietto del cinema con una dedica, e ho notato che la firma coincideva con quella presente su una lettera sigillata e mai aperta. Così, spinto dalla curiosità, ho aperto la lettera. Cara Roberta, ti sembrerà strano ricevere mie notizie dopo così tanti anni. Qualche giorno fa ho visto la vecchia locandina di un film ed improvviso il passato mi è tornato alla mente. Non scorderò mai il primo giorno in cui ti ho vista, quando mi hai venduto il biglietto del cinema, rigorosa e attenta, senza quasi farmi un cenno, un saluto. Poi, da quel giorno, non ho potuto fare a meno di venire al cinema in cui lavoravi per tentare di rubare per un attimo la tua attenzione. Com'ero goffo e insicuro, però non perdevo le speranze, nonostante tu avessi una fila di spasimanti che erano il contrario di me. Nessuna figuraccia, impeccabili e con grande autostima. Alla fine riuscii a conquistarti. A forza di vedermi comprare chissà quanti biglietti di film, magari anche un po' noiosi, ti sei accorta di me. I momenti che abbiamo condiviso a quel tempo sono indissolubili nella mia mente. Si sono tramutati in un eterno lieto ricordo. Come dimenticare quando, al primo appuntamento, abbiamo visto un film insieme ed io ho potuto prenderti la mano nel buio della sala? O quando correvamo al mare dove tu ammiravi con occhi sempre sorpresi il suo brillare? O ancora quando ti venivo a prendere la sera e mi facevi aspettare per metterti il rossetto? Non ti ho mai detto quanto sia stato doloroso partire con la mia famiglia, lasciando te e Udine per sempre. Eravamo giovani e le nostre vite sono andate avanti. So che hai una bella famiglia. Anche io sono stato fortunato. Adesso però sono vecchio e forse un po' nostalgico. In questa lettera ti mando il mio più bel ricordo di quei tempi. L'ho conservato per tutti questi anni. Ricordi l'ultimo film che abbiamo visto insieme? Con il tuo vestito rosso eri in perfetto pandan con le sedie del cinema. Ti saluto con affetto, sperando un giorno, chissà, di poterti rivedere. Tuo Franco. La lettera mi ha lasciato senza fiato, mi ha commosso. Nella busta ho trovato un biglietto identico a quello conservato dalla mia bisnonna, il biglietto del loro ultimo film insieme. Vorrei correre nella stanza della mia bisnonna per portarle la lettera che ho trovato. Poi la mia mente mi riporta alla realtà. La bisnonna non c'è più e non ha potuto leggere la lettera. Però, forse c'è qualcosa che posso fare. Turning heights of invisible air in the distance. Portarli a vedere di nuovo l'ultimo film insieme. The birds fly high from their spire down to the trees, riding the breeze as they fall like weightless wanderers. Keep